Tutti contro il Veneto, per meglio dire contro il presidente della regione Luca Zaia e la sua proposta di ridistribuzione delle discipline olimpiche dopo lo schiaffo a Cortina e il progetto di costruzione della nuova pista da bob. Ed è muro contro muro in queste ore. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi conferma le sue dichiarazioni rilasciate a Repubblica. Non si possono più fare queste proposte perché ormai è partita la macchina, ferma, punzecchiando neppure troppo velatamente il Veneto per i ritardi accumulati. Noi siamo in assoluto rispetto dei tempi, dice Fontana, progettazioni, bandi di gara e investimenti che non possiamo più sospendere. Non credo sia plausibile ogni tipo di modifica del piano che era stato approvato anche dal CIO. Zaia oggi da Roncade risponde e non si arrende. Abbiamo un consiglio martedì e quindi vedremo di capire come sarà. Del resto è anche impensabile che si possa immaginare che una località che dà il nome alle Olimpiadi, che è Cortina, possa avere 8 gare e quindi le facciamo in una mattinata. Non mi sembra che si possano chiamare Olimpiadi. Il presidente della regione fa appello al buon senso di tutti. È arrivata una disciplina, ma non è una mia richiesta, è arrivata una disciplina nuova che è stata lo sci alpinismo e abbiamo deciso assieme di attribuirlo ad esempio alla Lombardia. E questo accade, ma accade non solo da noi, è accaduto anche nelle altre Olimpiadi. Noi abbiamo due eventi, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Adesso sto parlando delle Olimpiadi, che sono quelle che hanno avuto questo problema di cedere il bob, che significa per noi bob, skeleton e slittino, quindi significa un bel po' di gare, un bel po' di medaglie. Intanto da Torino si annuncia che a giorni sarà pronto lo studio di fattibilità per l'adeguamento della pista di Cesana con il benestare della Lombardia. Nessun problema se il governo decide per Torino. Già, ma a quando la decisione? E soprattutto di chi sono le responsabilità per il fallimento del progetto di Cortina?